Il 19 dicembre, presso la Tensostruttura Rogazionisti di Padova, si è svolta la quinta edizione del torneo Fiocchi di Volley, con la partecipazione di Juvenilia Buon Pastore, il team locale, Polisportiva Arcella e Colombo. Quali differenze ci sono rispetto al passato e con quali motivazioni viene riproposto? Noi questo torneo lo organizziamo ormai da 4 anni e quest'anno per la prima volta abbiamo voluto farlo all'interno della palestra anche per il settore calcio. Infatti nella mattinata c'è stata un piccolo torneo di mini calcio, di primi calci con 6 squadre, ha avuto un ottimo risultato, penso che lo porteremo avanti per i prossimi anni, quindi calcio e pallavolo si uniscono per passare una giornata all'insegna dello sport, all'insegna della fraternità e dell'amicizia, che a Natale insomma è bello vivere. Le motivazioni sono molteplici, prima di tutto è quello di far sport ai ragazzini e di toglierli un attimino da quello che è il momento agonistico della partita ufficiale. Organizzare un torneo sotto Natale è quello di far giocare i ragazzi, farli star bene, fargli capire che poi il punto principale dello sport è quello di stare assieme, di poter ottenere degli obiettivi che non sono solo il risultato. Su quali obiettivi è concentrata la società in questo momento? Juvenilia in questo momento sta puntando fondamentalmente su 2 grossi gruppi del nostro settore giovanile, parliamo del femminile. Uno che è creato da molti atleti del mini volley under 12, abbiamo 2 under 12, una FIPA e una CSI, e l'under 13. Da questo gruppo noi vorremmo nel giro di 3-4 anni, onestamente quello che è il tempo che ci vuole per lavorare, riuscire a portare una squadra ai vertici dei campionati provinciali. L'altra colonna del nostro settore giovanile o delle categorie si tratta dell'under 18, dell'under 16, poi abbiamo una terza e una seconda, dalle quali con le migliori atlete vorremmo riuscire nel giro di 2-3 anni ad arrivare ai massimi vertici dei campionati provinciali, quindi una prima divisione o una finale, non so, per riuscire ad avvicinarci alla Serie D. Ecco, più o meno questo è il progetto nei prossimi 3-4 anni. Con quale spirito vanno in palestra le tuttonere Juvenilia? Io vedo mia figlia che tornando a casa la sera ha un sorriso da qua fin qua, se si può dire. Trova un ambiente sano, bello, favorevole per la crescita e anche per le amicizie, e gli allenatori sono disponibili, quindi per il momento siamo contenti tutti così. Cosa ne pensano le atlete? Della mia squadra mi piace che siamo un bel gruppo e che siamo tutte simpatiche, ci troviamo bene insieme e durante gli allenamenti ci divertiamo e giochiamo molto. Abbiamo dei bravi allenatori che ci hanno insegnato tante cose e riusciamo a vincere. Cerchiamo nel limite delle nostre possibilità, di poter scegliere gli allenatori che possano dare qualcosa alle ragazzine e ai ragazzini in crescita. L'allenatrice dell'Under 13 ci spiega i suoi compiti. È qualche anno che lavoriamo dal mini volley in su per ristabilire un giovanile valido di categoria, per dare la base giusta a una società che ha una categoria nazionale di rilievo come la B1. Riusciranno un giorno queste giovani a sostituire le veterane in prima squadra? Noi con le ragazze dell'Under 13 abbiamo iniziato un progetto, sono ormai quasi 3 anni che ci lavoriamo e abbiamo tuttora un buon gruppo di ragazze, di sicuro qualcuna già più di qualche anno che manifesta dei progressi notevoli. Tra l'altro abbiamo iniziato anche con un lavoro di specializzazione di ruoli e sicuramente ci potrà essere qualche ragazza magari in qualche ruolo anche molto particolare, come magari qualche centrale o qualche palleggiatore, che potrà sicuramente prendere il posto delle ragazze che attualmente militano in B1. Sicuramente occorrerà molto impegno da parte delle giovani tuttonere per sostituire le atlete più grandi che giocano in B1.